una conferenza stampa oggi per discutere del BIM e di questa collaborazione che voi come Ordine degli Ingegneri inviate a tutti gli enti locali per appunto un'eventuale progettazione futura di opere pubbliche, di quello che ovviamente necessita. Sì, oggi abbiamo voluto rilanciare questa importante occasione che l'Ordine degli Ingegneri ha messo a disposizione agli enti territoriali, ai comuni e ai responsabili degli uffici tecnici. C'è tempo ancora fino al 31 maggio per mandare all'ordine il protocollo d'intesa che abbiamo inviato per aderire a questa opportunità a titolo non oneroso per un primo corso BIM indispensabile, perché anche gli enti pubblici comincino a parlare il linguaggio dei professionisti e ribadire la centralità del progetto. È un obbligo cogente normativo e dal 1 gennaio in poi oltre 1 milione di euro le stazioni appaltanti, gli enti pubblici, quindi i comuni che spesso hanno difficoltà di personale, di aggiornamento, di risorse, devono dimostrare competenza attraverso un piano formativo e altri adempimenti, e noi offriamo, ripeto, a titolo non oneroso questa importante possibilità di farlo assieme a noi, un primo percorso insieme. È importante perché l'Ordine degli Ingegneri tende la mano al territorio, ribadisce sinergie tra enti pubblici e professionisti, ma soprattutto è importante per ribadire la centralità del progetto, perché nell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura è indispensabile nella fase embrionale e quindi di pertinenza della stazione pubblica, del RUP, del manager della stazione appaltante, prevedere per esempio nel capitolato informativo l'utilizzo di queste nuove metodologie informative e digitali, appunto BIM Information Modeling, perché queste sono una rivoluzione epocale che paragonerei alla stessa stregua di quando dal tecnigrafo e dalla carta lucida siamo passati all'utilizzo del computer, ma mentre prima non era obbligatorio, adesso è il legislatore che ci impone di utilizzare questi sistemi che danno un'idea più completa del progetto dall'inizio fino alla manutenzione. E allora, per evitare di rincorrere all'ultimo nell'emergenza gli adempimenti da fare, abbiamo proposto subito, adesso, e i comuni devo dire hanno già aderito, una ventina di protocolli d'intesa in provincia di Agrigento hanno già aderito, altri invieranno, ripeto, entro il 31 maggio, questa importante occasione di collaborazione, di continuare a parlare di temi tra enti pubblici e professionisti che interessano tutti gli operatori dell'opera pubblica nel suo ciclo completo dei lavori pubblici. E ci occuperemo insieme all'Ordine degli Ingegneri di questo percorso formativo fortemente voluto dal Presidente, l'Ingegner Furioso, per insegnare e professionalizzare sia le pubbliche amministrazioni che i professionisti nell'adozione di questo processo BIM. La formazione non sarà legata solo a una parte prettamente tecnica, quindi a come realizzare questi modelli 3D, ma a come gestirli, coordinarli e inserirsi professionalmente nell'intero processo. Quindi verrà dato ampio spazio alla parte normativa, alla parte di ambiente di condivisione dati e a creare una standardizzazione magari all'interno della stazione appaltante per avere sempre un dialogo collaborativo con l'appaltatore, quindi la parte privata. Abbiamo visto che ci sono state parecchie interlocuzioni, parecchie domande specifiche su queste nuove norme. Esatto, comunque l'interesse è molto caldo, sia per via dell'obbligo e la necessità proprio di inserire questo processo all'interno degli appalti pubblici, sia per la volontà dei singoli di innovarsi e essere protagonisti di questa rivoluzione del mercato.